Papà Mandriota. E poi io volevo... Però se perde gas... non si può stare questo punto. Fatto male. Assistito a distanza dal figliolo. Ultime prove di carburazione. Ok. E via al 432. Vedete che questi velivoli sono equipaggiati con motori che sviluppano quasi un cavallo per chilo di cellula, quindi motorizzazioni strapotenti in cellule molto leggere per poter consentire l'acrobazia estrema a cui sono destinati appunto queste macchine. Vedete che in un attimo ha fatto una quota elevatissima, eccolo ora che si affonda, si fionda sulla pista per un passaggio mozzafiato. Mozzafiato, mozzafiato, Sempre bello il rombo dei motori di grossa cilindrata. Eccolo in un tonnò in 4 tempi, anzi solo 2 i tempi a salire, tonnò in discesa, verticale, tanto per assaggiare le doti di smaltimento dei G da parte del pilota che avrà già il sangue agli occhi. Vedete che Mandriota non risparmia sollecitazioni, l'avete visto in ecco la vite, classici 3 giri di vite, bravo Mandriota. La vite era considerata un difetto che a volte mortale per il pilota negli aerei prima della guerra mondiale. Adesso lo vedo. Adesso è diventata una figura acrobatica inserita nei programmi internazionali. Eccolo il piano lento, confermata in volo rovescio. Adesso c'è quello là. È vero che prima quello lì grosso. Ma parte adesso l'elicottero. Sentite come